Un pareggio che sta stretto al Treviso in eccellenza, ma comunque lancia i biancocelesti ai vertici della classifica e partita dopo partita la squadra trevigiana cresce. Nei primi 15 minuti di gara Romano De Zelino domina d'autorità sul campo del tennis. Il Treviso reagisce sulla spinta di Cacco e Favaro e sarà proprio Favaro al 27esimo del primo tempo a sbloccare la situazione del tabellone. Subisce un fallo, l'arbitro concede la barriera e dai 20 metri Favaro calcia con precisione millimetrica infilando la porta difesa da Bragagnolo che rimane immobile davanti alla rete. Lazzaro del Romano sfugge alla difesa e mette a rischio il vantaggio. Grande prova in campo di Carlo Alberto Ruggero, infant prodigio dei biancocelesti che spinge avanti il Treviso e con un gran tiro sfiora il raddoppio beccando il palo. Intanto l'arbitro fischia il termine del primo tempo. Nel secondo è ancora Ruggero assieme a Favaro ad essere protagonista in campo, ma una mischia in area dopo 15 minuti porta un pareggio che sta stretto ai biancocelesti. Il Romano De Zelino spinge, c'è confusione, il portiere Pezzato prende al volo l'angolo calciato dagli avversari. Perde palla e stramazza a terra per uno stiramento. Ne approfitta Zolin che infila a porta vuota. Il gioco si interrompe proprio per l'infortunio del numero 1 del Treviso. Al 20esimo entra in sostituzione di Ruggero lo slavo Svraca, la giovane promessa del calcio che proprio per l'errato tesseramento ha costretto alla sconfitta a tavolino 0-3 il Treviso contro la Vigontina. Spero di dare il massimo. Oggi hai sfiorato un bel gol. Sì, ho preso un palo, dalla posizione dell'altra volta ho fatto gol, sfortuna. Una giornata con tanti infortuni oggi, perché? Perché siamo un po' indietro con la preparazione, loro ci hanno sovrastato fisicamente, si è visto dopo quello che è successo. Un pareggio che sta bene? Direi di sì, dai.